Guardate, viaggiamo quasi in perfetto orario, cosa difficile in Calabria viaggiare in perfetto orario. Sono le 21:05 in questo preciso istante. Dopo il TG continua la programmazione in diretta di Teleuropa Network. Questa sera ritorniamo con il calcio, quindi al lupo, l'appuntamento che ormai vi fa compagnia da oltre 28 anni, quindi siamo insieme 28 anni, sono stati lunghi, abbiamo visto la Serie B, abbiamo visto i momenti difficili, gli acci agli eschimesi, abbiamo venduto di tutto per al lupo. Comunque adesso siamo in questa Serie B, speriamo di rimanerci, di conservarla e di riuscire già dalle prossime partite a fare qualche risultato. Comunque, scherzi a parte, saluto gli ospiti della trasmissione, però vi ricordo che questa trasmissione dà la possibilità a tutti voi, oltre a intervenire tramite il WhatsApp che vedete dalla rete che vi appare sopra in sovrimpressione, c'è la possibilità di intervenire tramite telefono, c'è il numero a vostra completa disposizione, man mano cercheremo di farvi intervenire tutti. 0984 25 525. Insieme a me questa sera ritorna l'ex presidente del Cosenza Calcio, un imprenditore, insomma ex presidente, sei un ex, meglio un ex che un X, allora l'ex presidente della Film Commission Calabria, c'è Pino Citrigno. Buonasera Pino. Ciao, buonasera a tutti. Come stai Pino? Bene. Tutto a posto? Tutto bene. Questa è la cosa più importante. Ritorna insieme a noi Franco Florio, ex calciatore del Cosenza, anche tu un ex però è allenatore. Ciao Franco, buonasera. Buonasera benvenuto. Fabio, buonasera a tutti. Come stai Franco? Bene, grazie Fabio. Questa è sempre la cosa più importante. Pensate niente poco di meno che noi, qualcuno dice mi fa una statua, una cosa, siccome a Cosenza ormai c'è Rumab, no? Sei stato, una statua a Guarascio, una statua, non lo so, veramente a Pagliuccia se ne va nella statua, un'altra statua, insomma statue dappertutto, però a lui forse bisogna Luca dedicare, Garritano dovremmo fare una statua. Che è Luca Garritano, che saluto. Luca, un abbraccio grande, buonasera, benvenuto al profondo sud. Buonasera a tutti voi. Allora, Lu, come stai innanzitutto? Dai, giusto per salutarti, ti becchiamo al volo perché ringrazio anche l'addetto stampa del Chievo Verona, Dino, persona veramente disponibile, che ha dato, diciamo, l'ok anche alla società ad intervenire ad al lupo. Allora, Luca, bentornato in Calabria. Io, ti chiamo per far salutare anche gli amici che seguono al lupo, tanti tifosi del Cosenza che ti vogliono bene, e poi, come diceva anche Franco Florio, una statua mi fa pure a te, insomma, no? Quello è sicuro, grazie Luca, grazie veramente, di cuore. Senti, ma ho letto oggi le dichiarazioni di Campedelli, ma è stato duro questo arbitraggio, anche noi in qualche modo ci stiamo lamentando. L'intervento che hai subito è da procura penale, diceva lui. Che vogliamo dire, sì. Luca? Innanzitutto saluto tutti voi, tutti i telespettatori di Allupo, saluto te Fabio, saluto gli ospiti, sono sempre molto onorato di far parte di questa trasmissione, come dicevi tu, così longeva. Quanto riguarda la partita di sabato, sì, abbiamo qualche rammarico, ci sono stati 2 o 3 episodi dubbi che comunque non sono stati a nostro favore. Il presidente è un po' arrabbiato, tutti noi siamo un po' arrabbiati, la partita era importante, però sappiamo anche che manca alla fine del campionato e ci possiamo giocare sicuramente le nostre chance. Arbitraggio a senso unico, dice Campedelli, contro il Monza. Se vogliono che il Chievo sparisca, ce lo facciano sapere. Praticamente poi ha detto anche dell'intervento che hai subito. Innanzitutto, come sta questa caviglia? Tutto a posto? Tutto bene? Sì. Ho preso una forte distorsione, adesso valutiamo di giorno in giorno, però sì, diciamo che è andata bene, non è grave, non è gravissimo. Meno male, questo ci fa veramente piacere, meno male che sicuramente almeno ritorni qui in Calabria sabato prossimo. Pino, ti voleva salutare Pino Citrigno, un attimo te lo passo, poi anche Franco Florio, prego. Luca è una nostra eccellenza e io sono contento che abbia calcato palcoscenici importanti. Io sono convinto che il Chievo Verona sarà una delle squadre che si giocherà certamente la promozione. Sì. Io penso che forse l'unica squadra che può aspirare direttamente alla promozione in questo momento è l'Empoli,
perché la vedo leggermente più favorita. Anche il Monza stesso, però non è che sia continuo, quindi poi sai, avere tutti quei campioni o qualche campione in squadra non è che poi ti agevoli in Serie B. Quindi io vedo che il Chievo, se loro riescono a restare nelle prime 4, penso che si possono giocare, sì, si possono giocare la promozione, anche perché comunque vengono da esperienze in Serie A, quindi al di là di questa piccola parentesi col Monza, però penso che sia una squadra, Campetelli è poi un presidente navigato, quindi lancia gli strali proprio per cercare anche di proteggere una società che comunque, ripeto, ha fatto tanti campionati di Serie A e aspira, penso anche giustamente, perché comunque ha anche una bella squadra, a ritornare nella massima serie, quindi spero che Luca l'anno prossimo possa giocare in Serie A e magari vederlo tra qualche anno ritornare a Cosenza, perché secondo me Luca tra 7-8 anni, diciamo, quando finisce, insomma. Io spero prima, perché il Cosenza possa magari già dall'anno prossimo costruire una squadra per tentare il colpaccio e andare in Serie A, e Luca penso sicuramente potrebbe essere una delle colonne che anche con l'esperienza che sta facendo, che ci possa portare in Serie A. Naturalmente bisogna allestire una squadra che sia degna di uno come Luca Carritano. Certo. Franco Florio, ex calciatore, insomma, Franco pure grande calciatore, che vogliamo dire a Luca e che vogliamo dire anche su questo Chievo, che devo dire, come ha detto Pino, secondo me se la giocherà fino alla fine, perché è una squadra attrezzata, Sicuramente. un bel gioco. No, io come dicevo prima cosa di tutto dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto per il Cosenza l'anno passato. Sì. Quindi ce l'abbiamo tutti nel cuore e speriamo torni a Cosenza, perché è un grande giocatore e spero che torni per darci una mano per raggiungere questa cognata Serie A. Per quanto riguarda il Chievo, speriamo possa fare un grande campionato dopo la partita contro di noi, e che ci lasci i punti che a noi servono più che a loro in questo momento. Servono a tutti sti punti. Loro hanno una grande squadra, quindi credo che lotteranno fino alla fine per andare in Serie A, e auguro a Luca Carritano il meglio, perché veramente se lo merita e sta dimostrando sul campo. Senti Luca, che campionato è? Secondo te, come diceva Pino, vabbè, io l'ho detto anche a microfoni spenti, secondo me il Chievo è una delle squadre attrezzate poi alla fine per vincere il campionato. Ripeto, a prescindere dai discorsi arbitraggi o meno, anche sul rigore nostro c'è tanto da dire, poi molte volte anche non vedono i fuorigioco, ci va bene una volta, ti va bene un'altra volta. Io penso che forse il VAR doveva essere attivato quest'anno in Serie B, anche perché si investono tanti soldi e poi ripeto, Luca, o pallone rotondo come dicevamo noi, quindi significa che ormai si scende in campo, fai un'azione e vinci, su palle inattive, palle calcio d'angolo, palle da e vinci una partita. Io magari 80 minuti in una porta, questi fanno l'azione e ti segnano, perché ci sono giocatori di grande esperienza e di categoria, o no Luca? Sì, innanzitutto vi ringrazio per le belle parole che avete speso per me. Sono veramente orgoglioso quando sento dire queste cose da comunque persone che di calcio se ne intendono. Per quanto riguarda il campionato, Fabio, posso sicuramente dire che è il campionato più difficile e più avvincente degli ultimi anni, perché ci sono tante squadre attrezzate, tante squadre forti con una loro identità, ed è difficile fare punti su qualsiasi campo. Non ci sono le squadre materasso, quindi è una Serie B molto aperta, dove chiunque può prendere punti ovunque. Questo è il mio modo di vedere questo campionato, appunto perché si è alzato tantissimo il livello e ci sono tante squadre forti. Allora guarda Luca, mi dicono che abbiamo una telefonata e un tuo ex allenatore, insomma, ti voleva salutare, mi hanno mandato un cartello dalla regia, eccolo qua, te lo faccio sentire. Chi sei? Pronto? Pronto, ci sei? Io ci sono, se ti presenti, perché io so chi sei. Allora, però io sono Romeo Naccarato. L'ex mister di Carritano, se no, per l'estivo. Sì. Ma Luca l'estate si mantiene in forma perché io lo tengo in forma, capito? Soprattutto Ambrisco le 3-7, perché abbiamo la coppia che poi sfidiamo il padre e Paolo Viola, capito? Comunque lui viene bello attrezzato, che quest'estate non ne dobbiamo perdere una. Poi fammi salutare a Pino e a Franco. Ciao Romeo. Saluto e un grande abbraccio. Ciao Romeo, ciao. Però che carambata, vedi come è attento Romeo, Romeo,
come la vedi sto campionato? Che vogliamo dire? Qua mi arrivano messaggi su Bakoko o meno, sugli attaccanti nostri, però ripeto, ragazzi, sono stati scelti questi e bisogna dargli il tempo, che dobbiamo fare? Purtroppo è così. Romeo, che vuoi dire? Io sono d'accordo con Luca, perché secondo me è uno dei campionati più difficili di questo di Serie B, che non si vedevano da tanti anni, tutte squadre attrezzate. Se pensiamo che noi come Cosenza siamo non una squadra, siamo una gran bella squadra, eppure spendiamo giocando bene, perché il Cosenza sta giocando bene. Anche ieri, se uno vede il risultato 3-1 dice vabbè, il Lecce l'ha asfaltato, invece non è così, perché sul 2-1, cioè a poco meno dalla fine gli abbiamo subito l'altro gol, un rigore, ripeto, un rigore inesistente. Cioè, ce la stavamo giocando la partita come abbiamo fatto per tutto l'arco del campionato. Mi auguro che i nostri attaccanti possano sbloccarsi definitivamente e fare qualche gol in più, ma io sono molto fiducioso, perché ripeto, la squadra gioca bene, quindi quando si gioca bene prima o poi i risultati vengono. Vorrei fare un invito, vedendo sui social tante critiche, di stare un po' tutti calmi, no? Perché noi purtroppo il Cosentino è così, noi dalle stelle alle stalle e dalle stalle alle stelle, no? Una via di mezzo non l'abbiamo. E vorrei ricordare sempre che noi siamo in Serie B, che pochi anni fa, se ci guardiamo alle spalle, eravamo nel dimenticatoio del calcio in Serie B, quando potevamo giocare, c'era difficile pure fare delle trasferte. Oggi abbiamo una società sana, abbiamo un'ottima rosa, abbiamo un ottimo allenatore, quindi bisogna avere fiducia. Vuol dire che inizieremo a fare dei risultati, andiamo ai play-off, andiamo in Serie A e poi ci riprendiamo di nuovo a Luca. Quindi, allora, guarda, scusami, poi anche Luca può rispondere su questo discorso degli arbitraggi, perché molti scrivono, ma tutti quanti non vi schierate contro il Palazzo, ma che non mi schierare contro il Palazzo, né tantomeno possiamo dire, che dobbiamo dire? Noi che possiamo fare da questa parte? Sì, hanno sbagliato, noi ci auguriamo che non lo facciano in malafede, ma ripeto, che voi scrivete, tanto adesso dite che l'arbitro può sbagliare, è totalmente evidente che fanno apposta. Che devono fare? Non vi schierate contro il Palazzo? Cosa c'è Campedelli oggi che è uscito con un comunicato, con una nota di fuoco nei confronti dell'arbitraggio, ma più di tanto poi che può fare un presidente oppure un giornalista, una trasmissione? L'abbiamo detto, e non è questione così schiera. Allora, poi sta leggenda metropolitana, cerchiamo di finirla, perché ogni volta parliamo male di Cosenza e siamo tagliatori, parliamo bene e siamo lecchini, insomma ditemi voi che dobbiamo fare, perché io guarda, a questo punto non capisco più come dobbiamo muoverci. L'abbiamo detto, io l'ho detto e lo ripeto, purtroppo le squadre si fanno a giugno. È inutile che stiamo rimanendo sempre la stessa cosa. Le squadre si fanno a giugno, si parte con 20, 21, 22 giocatori in ritiro. Allora poi a gennaio vai a prendere qualche giocatore che magari in alternativa è una cosa che ti può dare una mano. È ovvio che adesso a gennaio chi trova? È ovvio. Bakoko ha problemi, sicuramente è un grande giocatore. Trotta la stessa cosa, sta riprendendo. Che vi devo dire? Cioè, dimmi tu Romeo, cosa dobbiamo dire? No, ma poi i numeri sono, noi non è per fare vittimismo meno, noi abbiamo 9 rigori contro e 1 a favore. Quindi immagina se avevamo qualche rigore in meno, qualcuno in più. Ma lo sapete, c'è il discorso, abbiamo preso anche il gol della spalla, non era in fuorigioco e se c'è il VAR te lo dà, con l'Entella la stessa cosa. Ci voglio dire, possono sbagliare, ripeto, poi se sono in malafede. No, ma io non voglio attaccarmi. Ma guarda, l'intervento del giocatore di D'Alessandro su Luca. È un intervento veramente pesantissimo. Avete spera, c'era 25 giorni di squalifica, voglio dire, però purtroppo è così. Se un presidente esce sui media nazionali e si arrabbia, chi deve fare più di questo? Ha detto ci vuole far sparire e fate sparire. Fabio, io l'unica cosa che dico, bisogna mettere il VAR anche in Serie B, mi auguro che dall'anno prossimo c'è, è così tagliamo la testa al toro. Io vi devo salutare perché sono al compleanno di Gaia, della nipotina. E un abbraccio a Gaia, auguroni. Grazie. Un salutone a Pino, a Franco, un grande aspetta che c'è Luca che ti vuole salutare e vuole fare gli auguri anche forse, prego. Ciao Romeo, mister Romeo. Grazie delle belle parole, tanti auguri a Gaia.
di cuore. Grazie, ciao Luca, a te un abbraccio, un bacione a tuo figlio e un grosso saluto a tua moglie. Ciao Luca. Allora, dall'ex tecnico estivo, preparate per un G7, porti i carte a Luca, quindi... Allora, senti Luca, ti lascio il microfono, anzi il collegamento so che tu sei molto legato ai tifosi del Cosenza, ti vogliono tutti bene, quindi se vuoi salutare la tifoseria cosentina lo puoi fare. Sicuramente speriamo che ritorni anche sabato a giocare, questo è l'augurio che ti faccio, a prescindere poi vince chi, sei un giocatore, giochi per il Chievo e devi giocare per la maglia del Chievo. Allora ti lascio il microfono per salutare chi vuoi e dire quello che vuoi, prego. Sì, saluto tutti i tifosi del Cosenza, io seguo sempre la squadra, anche se tra virgolette siamo rivali, e mi auguro che faccia un bel finale di stagione, che possa mantenere la categoria, perché è l'obiettivo che assolutamente tutti noi ci auguriamo. Questo è il mio auspicio. Che è la cosa più importante, dici bene, perché così bisogna mantenere questa categoria con le unghie e con i denti, e poi a prescindere dal fatto che noi possiamo parlare da qui fino a dopodomani, ma ripeto, le trasmissioni sono queste, non possiamo, diciamo quello che possiamo, perché molte volte diceva Mondoni che ci sono cose che possono dire e cose non possono dire, ma del resto a questo Presidente l'abbiamo detto, chiunque esprime il proprio pensiero. Oggi sui social gli hanno fatto anche una foto che hanno cambiato con una caricatura che chiedeva l'elemosina a Corso Mazzini. Voglio dire, che dobbiamo dire? Che lo vedono un po' tirato, però Luca, secondo te che possiamo dire a Guarascio, visto che tu l'hai conosciuto anche come presidente? No, io dico che mi riallaccio al discorso di Romeo, no? Che giustamente dice qualche anno fa il Cosenza era nel dimenticatoio del calcio, io me lo ricordo, andavo allo stadio a vedere il Cosenza contro le varie squadre di Serie D. Sì. Adesso diciamo che siamo in una posizione ambita, siamo in Serie B, è un traguardo importante per la nostra piazza. Abbiamo una società sana, sicuramente lui ci mette il massimo per far bella figura a Cosenza e alla squadra di Cosenza. Io credo che quest'anno loro abbiano un ottimo organico, è un bravissimo allenatore. Magari i risultati non stanno arrivando per tanti fattori, però è una squadra che dà filo da torcere a chiunque, e io ti dico la verità, sono molto fiducioso nel campionato che fa il Cosenza. Al presidente cosa gli vuoi dire? Credo che tutti i tifosi si aspetterebbero un mercato stellare, dai nomi importanti, dagli ingaggi folgoranti. Quello lo sogna ogni tifoso. Poi dopo, quando si va a essere un presidente comunque di una squadra, si valutano tante cose, si valutano i profili dei giocatori, gli ingaggi, il budget stipendio, il budget monte ingaggi, quindi poi dopo bisogna fare delle scelte. Certo. Io credo che lui le scelte le stia facendo in maniera corretta. Certo, senza dubbio. Allora, Pino, se vuoi salutare Luca, prego, ti lascio il microfono per i saluti finali. Io a Luca ricambio gli auguri che ha fatto al Cosenza Calcio e glieli, diciamo, restituisco sperando che loro riescano a raggiungere la promozione in Serie A, perché ripeto, Chievo, come dicevo prima, è una squadra che ha vissuto tanti anni la massima serie, ha un presidente preparato, una società, diciamo, di grande professionalità, quindi spero veramente che Luca possa giungere l'anno prossimo in Serie A, quindi l'augurio è questo, che noi ci salviamo tranquillamente e che Luca invece raggiunga poi in maniera diretta o attraverso i playoff, però che raggiunga la Serie A, perché da lui, il presidente e tutta la società del Chievo. Allora, Franco Flori, prego Franco, vai con... Io mi accodo a questi auguri e spero che, come ho detto prima, facciano benissimo per questo finale di campionato e lasciano i punti a noi per la prossima partita. E speriamo di festeggiare a fine anno tutti, che festeggino loro, ma soprattutto
questo lo puoi evitare, perché secondo me punti non te ne lascia nessuno oggi, si punti d'oro, no, ce li conquista, speriamo di conquistarli sul campo, sì, chiaramente facendo una grande partita, però quello sì, quello è l'augurio fondamentale, è quello di mantenere la categoria. Solo con le raccolte dei figurine potremo pigliare i punti, ma secondo me sarà difficile. Comunque speriamo bene. Luca, un abbraccio grande, in bocca al lupo anche a te, e speriamo bene, dai. Speriamo di rivederti sabato, dai, questo è l'augurio che ti faccio. Spero di cuore di esserci anch'io sabato, con bellissimo stato. Un abbraccio grande, buona serata e grazie ancora una volta per il tuo contributo che hai dato ad Lupa Lupa. Ringraziamo l'addetto stampa anche del Chievo Verona, Dino. Un abbraccio anche a Dino che poi ha modo di seguirci, e alla società del Chievo. Grazie Luca, un abbraccio. Serata, grazie ciao. A voi. Allora, Florio, ti chiede uno qua in diretta, voglio chiedere al mister Florio se il Cosenza ha le carte per cambiare modulo sempre lo stesso. Ce l'ha le carte? Che carte deve avere? Non lo so. Ma diciamo che quelle sono scelte dell'allenatore. L'allenatore in questo momento ritiene di dare il meglio e sì, di poter esprimere al massimo le potenzialità della squadra con questo modulo. L'abbiamo visto giocare anche con 4 dietro. Abbiamo fatto bene, chiaramente ci siamo disimpegnati bene anche giocando coi 4, però il discorso che poi sono cose che valuta l'allenatore di volta in volta, sono scelte difficili, perché quando cambi un modulo non è che si passa da un modulo all'altro così in maniera indolore, non è una cosa facile, perché ci sono alcuni giocatori che riescono ad adattarsi in maniera abbastanza semplice, sì, ma altri che fanno fatica cambiando un modulo, perché durante la settimana si provano e riprovano determinati tipi di meccanismi e magari col modulo che sta attuando adesso possono riuscire, in un'altra maniera si possono avere delle difficoltà. Però chiaramente abbiamo visto dei risultati molto positivi quando ci siamo schierati a 4 dietro, in 2 o 3 occasioni siamo riusciti a riagguantare il risultato con la Regina, abbiamo fatto il risultato a Entella, quindi, contro l'Entella, quindi a Chiavari. Credo che l'allenatore sia estremamente capace e chiaramente sta facendo il massimo con quello che ha a disposizione, certo, e vedrà lui quale modulo riterrà più opportuno per domenica. Grazie Franco, da qui abbiamo la pubblicità, però ecco, le cose si compensano. Contro la Regina abbiamo pareggiato con un rigore fallocco, dice un telespettatore, contro il Lecce abbiamo perso per un rigore fallocco. Finiamola di prendercelo con gli arbitri e pensiamo alle nostre debolezze tecniche. Allora ci dobbiamo fermare, la linea al nostro Giuseppe dalla regia centrale e da te, dallo studio 1 di Cosenza, la giriamo velocemente a te. Prego, a fra poco, non andate via, restate insieme a noi. Ed eccoci ritornati in diretta, amici di A Lupa al Lupo. Sono le 21:32 in questo preciso istante. Mi dicono che sta giocando anche la Juve in questo momento, e come ho detto al 45 più 2-0, l'ho detto prima io, ho detto al primo tempo che quello da 2-0. Porti male, insomma. Ma no, che ti dico i risultati, ma ci guarda, non è che ci guarda. Ti ho detto, se vedi, ho fatto anche sul Porto Juventus, ci ho messo 1, la davano a 4,70 e Udottermund a 2. E l'ho preso il tempo, aspetto domani c'è in altri 2, voglio dire, il calcio è questo, se hai i campioni vinci, se non hai resta Lupalo, no? Che abbiamo in linea pronto, l'Inter c'è Lukaku e Lautaro, quest'anno che fanno la differenza. Ciao Fabio, ciao Pino, ciao Franco, sono Massimiliano da Cosenza. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano. Volevo dire una cosa. Aspetta un attimo, perché c'è, scusami Massimiliano, c'è questo messaggio che arriva da Reggio Calabria, che praticamente oggi noi abbiamo un presidente come Gallo che spende i soldi, noi non siamo, perché stiamo sempre ogni anno con la canna al gas, insomma vuol dire che molto probabilmente forse Guarasci spende di meno e quindi la Regina ha speso di più, ma per carità nessuno dice che Gallo non spende i soldi, anzi l'ha spesi di più, come se l'ha spesi. Però bisogna vedere gli obiettivi delle società, no? Cosenza ha fatto una squadra per fare un campionato tranquillo, purtroppo Gallo decide vuole portare la Regina in Serie A e deve spendere i soldini, come diciamo noi. Una lupa anche a voi, speriamo bene anche per la Regina che vada in Serie A. Allora prego Massimiliano, scusa.
sono un po' arrabbiato per la partita di ieri, non per il Cosenza, per la prestazione che diciamo che nel secondo tempo non è stata esaltante, no? Ma perché il Cosenza ha subito una rapina perché Sciaudone ha preso la palla, poi lasciamo stare la scivolata all'80° che se la poteva evitare. Allora guarda Massimo, Massimiliano, allora seguimi bene, guarda, hai detto una cosa importante. Allora io penso che, no, per carità, Sciaudone è un giocatore di categoria, sicuramente non so chi era, Mancoso, chi era che Mancoso. Andava lì fino in fondo, non succedeva niente, lo poteva accompagnare perché non era diretto in porta. È un fallo che è ovvio che rischi, perché se non c'è il VAR in questi campionati, quando entri in quel modo da dire sul calciatore, scivolata, è ovvio che ti danno un rigore. Poteva evitarselo, anche perché, però ripeto, vedi, qualcuno dice sì, va attaccato un rigore, quello che si può sbagliare senza dubbio, però poi va fatta un'analisi diversa, perché il Cosenza, da quello che abbiamo visto, poi non ha fatto un tiro in porta, capito? È quello che mi preoccupa un po', e su questo forse vorrei che si accendessero i riflettori, capito? Perché lasciamo pensare, l'arbitro ha sbagliato, però il dato è quello che non abbiamo tirato in porta. Sì, è vero, io l'ho detto, nel primo tempo diciamo dopo il primo gol abbiamo fatto un certo giro palla, ma invece nel secondo tempo siamo spariti, però a mio avviso la partita si è ringanavata verso l'1-1 e quel fallo è stato determinante, però io lavoro con i numeri e i numeri ci parlano. Il Cosenza ha subito 12 rigori contro 2 a favore. Io voglio dire una cosa, non entro nel merito se Guarascio spende i soldi o non spende i soldi, non sta a me giudicarlo, però voglio dire, ci vogliamo far sentire il Lega come ha fatto il Chievo, come hanno fatto, ma non per piangere, perché 12 rigori contro, se andiamo a vedere molti non erano questi falli così eccessivi, molto probabilmente la maglia del Cosenza non ha questo peso specifico del Lega. Allora quello che io invito, guarda, ve la posso dire una cosa, ma dico un'altra cosa, sempre se leggenda metropolitana, ogni anno sempre non abbiamo un peso in Lega, non abbiamo il peso a Roma con i politici, e basta, e finiamo di piangere, cioè, ogni volta sempre sta storia che si sente 80 anni sono 28 anni che sempre sto peso in Lega non ce l'abbiamo, e la Lega la tiene con noi, e c'è è la stessa cosa con la Calabria. Ma allora, scusa Massimo, la stessa con questi politici, no? L'alta velocità si ferma a Salerno, non avevamo aeroporto, non avevamo sanità, cioè, chi rappresenta 40 anni su questi politici, voglio dire, ogni volta ce lamentiamo, purtroppo andiamo a votare, questa è inutile la piede con la Lega. Posso? No, la Lega Nord, no? La piede con la... Oh no, Pino. No, il problema, allora, il peso deve avere. Il problema che dice Massimiliano è vero, è vero, che purtroppo gli arbitri in Lega sono uomini come noi. Quindi? Quello che voglio far capire però a Massimiliano, che è un uomo di numeri ed è anche una persona intelligente, anche molto istruita, quindi voglio dire, spero che capisca che non voglio fare una polemica contro il Cosenza Calcio, contro Guarascio, però dico una cosa: perché è stato agevolato, come si dice, il Lecce? Perché è stato agevolato il Monza? Ne parlavamo poco fa con Luca Garretano. Perché anche nel campionato di Serie A, per esempio, è stato dato quel rigore contro la Juventus per la smanacciata di Chiellini, cosa che invece in altre epoche non sarebbe stato dato, invece proprio ieri in area, in Serie A hanno dato smanacciata a tutti. Ultimo Udinese-Parma, un difensore dell'Udinese è stato proprio tirato fuori area di rigore, il calciatore del Parma, rigore non dato. Probabilmente perché il Lega non è che non tifano per la maglia del Cosenza o per la maglia del Chievo, perché probabilmente, in maniera anche, voglio dire, inspiegabile o quasi, voglio dire, extrasensoriale, si tutela di più quelle squadre costruite per vincere. Cioè, se giochi a Lecce, se c'è Lecce Cosenza, dove il Lecce lotta per salire e tu invece stai nei bassi fondi, è normale che psicologicamente... No, io non ci credo a questo. No, ma è così perché lo abbiamo detto. Però no, però aspetta, è diverso. Non è che ce l'hai contro il Cosenza o l'hai contro il Chievo. È che certamente se costruisci, se di fronte hai una squadra che è costruita per vincere un campionato e ha un peso specifico che è psicologico maggiore del tuo,
è normale che nel dubbio il rigore lo danno al Lecce e non lo danno al Cosenza. Quindi non è un discorso che sono loro contro di noi. Probabilmente se il Cosenza fosse una squadra da vertice, forse sarebbe più tutelato per come è tutelato adesso. È una mia opinione. Massimiliano, a concludere, prego, che poi abbiamo altre... Velocemente. Io non voglio fare il vittimismo o il meridionale vittimismo, ci mancherebbe altro. Io però voglio dire che Camberelli si è fatto sentire oggi, non ho visto la partita, dicendo che ha avuto dei torti. Io mi piacerebbe che il presidente Guarasci si facesse sentire. In più, voglio dire, noi abbiamo avuto 14 pareggi, mi auguro che il mister capisca che noi nelle condizioni che siamo dobbiamo vincere di più. Tutto qua, io però sono fiducioso e forza lupi sempre, ok? Grazie, un abbraccio, ciao. Poi sono tanti i sindaci, io ho avuto la scorsa settimana ospite qui ad Allupo Allupo il sindaco di Carolei, che è un grande tifoso, Francesco Iannucci, salutiamo, Antonio Palermo, il sindaco di Mendicino, saluto che mi segue, mi ha mandato un messaggio il sindaco di Aprigliano, ha dato anche la cittadinanza onoraria a Guarascio, Alessandro Porco. Alessandro, un saluto anche a te, mi segue con grande interesse, un abbraccio a tutti voi sindaci della provincia di Cosenza, ma di tutta la Calabria. Vi ricordo che siamo in diretta, insieme a me ad Allupo Allupo questa sera Franco Florio, allenatore ex calciatore del Cosenza Calcio, della Roma, siete anche a Roma, Franco, e Pino Citrigno, naturalmente imprenditore della Film Commission Calabria, ex presidente, amico di Cecchi Paone, di Cecchi Gori, amico di De Laurentiis. Io lo chiamo Pino De Laurentiis perché lui praticamente qua era il numero uno del film. Urban, buonasera mister, eccolo qua, c'è Francolino, come lo chiami tu, che non lo vedo. Buonasera Alberto. Un abbraccio anche a Franco e a Pino. Ciao Alberto. Buonasera. Allora, è intervenuto Luca Garritano, insomma, stiamo parlando di arbitri, di cose, di chi più ne ha più ne metta. Mi dicono abbiamo pure una telefonata, sentiamo che abbiamo, così poi facciamo parlare Alberto. Pronto? Prego Massimo, buonasera, prego. Siamo in una situazione di classifica deficitaria, siamo relegati nei bassi fondi, bisogna riprendersi perché sennò rischiamo veramente grosso. Bisogna dare una scossa all'ambiente, secondo me ci vuole un cambio alla conduzione tecnica perché non si può andare avanti così. Faccio un grande abbraccio a Pino Citrigno, a Franco Florio, a Mister Urban, però bisogna dare una svolta molto importante. Io vedrei bene per questa squadra Bortolo Mutti come allenatore. Allora una scossa, guarda, se ti metti le dita nella presa te la pigli direttamente, Massimo, guarda, te pigli altri 80, sai che bella scossa. Fabio, perdonami Fabio, non bisogna scherzare su queste cose. Vabbè, comunque dai, Occhiuzzi, sto leggendo che lo mettete in discussione tutti, però ripeto... Mi devi consentire, la disamina la devo fare io, scusa, io accetto la stima e il rispetto nei tuoi confronti, però voglio dire, bisogna dare un'inversione di rotta e bisogna dare la conduzione tecnica a un altro allenatore, anche se ha grandissime qualità professionali e umane, però bisogna dare una svolta a questo qua. È il tuo pensiero, naturalmente, questa trasmissione che... il suo pensiero, ognuno ha la sua etica, la sua per carità di Dio, io stavo dicendo sicuramente Occhiuzzi ha fatto bene, ripeto. No, l'anno scorso ha fatto un oggi sta facendo anche bene, purtroppo mancano queste vittorie, però ripeto, poi il tifoso è bello perché il calcio è bello perché è vario, tutti possono esprimere il pensiero, no? No, l'anno scorso va a merito che ha fatto una grande cavalcata, è stato molto competente e preparato, ma quest'anno diciamo ci vuole una svolta. Vabbè. Adesso ci sono le varianti, le svolte sono finite, c'è la variante inglese, Massimi, c'è la variante anche qua che stanno facendo. Speriamo di portare questa navicella in salvo. Un abbraccio, ciao Massimo. Allora, poi Alberto, sono i pareri, ognuno no, c'è con la svolta. Comunque, invece tu cosa vuoi dire, Occhiuzzi, visto che è sul banco degli imputati e lo stanno un po' beccando anche sulla rete, però ripeto. Alberto, bisogna stare con i piedi per terra, bisogna stare tranquilli, almeno ancora c'è tempo, no? Ma questo è normale, lo sa anche Roberto, che quando non vengono i risultati sei sempre lì, criticato un po' da tutti, però dobbiamo anche dire che Roberto sta lavorando molto bene, questo dobbiamo dare atto, che è veramente un vero professionista, è una persona preparata. È vero che adesso, rientriamo da questa sconfitta a Lecce, che dobbiamo dire abbiamo fatto un bel primo tempo, peccato aver preso subito l'1-1 appena
aver segnato l'1-0 e questo magari ti ha messo un po' in difficoltà, però abbiamo giocato molto bene il primo tempo, il secondo un po' meno, c'è stato, e qui dobbiamo essere anche onesti, un rigore che non c'era, a un quarto d'ora alla fine questo probabilmente ha cambiato anche la partita, però adesso dobbiamo pensare alla partita in casa e dobbiamo vincerla, perché adesso credo in Italia siamo due squadre, noi il Torino che non abbiamo mai vinto in casa e il Torino sappiamo che non avendo vinto era terzultimo in classifica, se non vinceva domenica a Cagliari si metteva male anche lui, dunque voglio dire senza vittoria in casa si mette male. Sappiamo che il fattore campo non è predominante come nei campionati precedenti e questo è un dato di fatto, lo vediamo un po' dappertutto, però io dico su 12 partite in casa, se giochiamo sempre alla pari, voglio dire 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, voglio dire alla fine avevamo fatto 16 punti, invece abbiamo portato a casa solo 8 punti, mancano minimo 8 punti in questa classifica e quindi adesso dobbiamo pensare e dobbiamo vincere domenica, perché non è possibile, perché abbiamo già detto l'altra volta, vicino a noi abbiamo la Reggiana Vicenza, Regina, che sono squadre veramente costruite anche per una classifica un po' più importante e quindi la classifica adesso si fa molto pericolosa e quindi domenica per me non c'è che solo la vittoria. Adesso non possiamo sempre attaccarci questa partita all'arbitro ed è la pura verità. Perdiamo 2-0, riusciamo a recuperare la partita 2-2 e dobbiamo dire bravi, perché quando si recuperano queste partite qua bisogna dire bravi ai ragazzi e bravi al mister. E magari finisce il primo tempo, giochiamo in 10, poi portiamo a casa 1-0-0, che è importante perché in 10 contro 11 è sempre un risultato importante. Adesso queste cose devono finire, dobbiamo pensare alla vittoria, dobbiamo capire dove sbagliare di meno, essere un po' più concreti, giocare meno bene e andare al succo, che è quello che conta, è la vittoria. Allora Franco, che vuoi dire Alberto? Sei d'accordo con la disamina di Alberto? No, non ci sono dubbi, sono d'accordo con la disamina di Alberto e l'unico risultato per la partita col Chievo sarà la vittoria. Dovremmo riuscire a portare a casa i 3 punti, perché adesso la classifica piange, diventerà un campionato sempre più difficile andando avanti. Come ha detto Alberto, ci sono squadre davanti importanti. Quindi fare la corsa con squadre che si sono rinforzate durante il mercato di riparazione, hanno organici importanti e magari sarebbero dovute essere in una posizione di classifica probabilmente anche migliore, non si mette bene se non cominciamo a fare delle vittorie in casa. Certo. Pino, che vuoi dire? No, quello che dice Albertino e anche Franco è giusto, cioè noi sabato col Chievo non abbiamo altra scelta che la vittoria. Non sono d'accordo sulle critiche che alcuni tifosi fanno a Roberto Chiusi, perché delle due l'una: o siamo stati svantaggiati dagli errori arbitrali e quindi abbiamo dei punti in meno, o allora gli arbitri hanno ragione ed è l'allenatore che non sta sviluppando bene. Però sulla carta, almeno anche dai commenti, il Cosenza gioca bene, ha dei problemi di formazione, che è una cosa diversa, perché se noi non abbiamo, e lo dicevamo già qualche mese fa, l'ariete avanti che finalizza tutto il gioco che si crea a centrocampo, voglio dire, il mister miracolo non ne riesce a fare. Come diceva Albertino, abbiamo recuperato su partite che sembravano spacciate, quindi vuol dire... Io ho detto prima, l'analisi che va fatta è che guarda che non abbiamo fatto un tiro in porta il secondo tempo, anche il primo sì, ma non fai, però perdonami, non però c'è quel volume di gioco, no, aspetta, è il contrario, di attaccare... no, è il contrario, tu fai volume di gioco, però non hai quel giocatore di categoria, o che forse addirittura di categoria superiore, che riesce a finalizzare, perché tu costruisci, però poi non hai quel vertice in area che ti finalizza. Ma un pallone lì in mezzo non ne arriva, no Pino? Dai, io ho qualche dubbio. È arrivato uno, non ha messo dentro gli Ozzi che ha fatto un gol. Cioè, voglio dire, se non crei, non sviluppi, hai capito? Fabio, però se la critica costruttiva dice
che comunque poi il a Cosenza gioca. Da 3 dopo a 5 dal 7 a 9, cioè, ovvio Io penso che il problema sia sempre a monte, che non penso che in questo momento il cambio dell'allenatore anzi, secondo me il cambio dell'allenatore può provocare anche dei problemi all'interno dello spogliatoio e quindi addirittura causare anche dei problemi anche nelle partite successive. Vabbè. Perché non dimenticare che rischi quando sei in coda che lo spogliatoio possa poi non recepire positivamente un cambio di allenatore. Al momento io penso che sia il caso di dover giocare ancora con Roberto. 4-3-2, un altro 3-5-2, un altro 3-3 Pallaccelli, cioè, voglio dire, non è che è ovvio che c'è una situazione difficile e io secondo me, al mio parere, te lo sto dicendo da più tempo, Fabio, perdonami, bisognava, allora, ma due sono le cose, allora, parliamoci chiaro, mercato di gennaio, allora, se va con 10 euro compri giocatori di 10 euro, se va con 20 euro compri di più, allora, quello che vuoi spendere, allora se vai e devi rinforzare l'attacco, allora sta squadra, guarda Pino, c'era bisogno di un attaccante pesante. Ma non è colpa dell'allenatore, però. C'era bisogno di un centrocampista e un esterno, cioè, 4 giocatori, ma 4 giocatori di categoria super, cioè, capito? Pesanti, stiamo parlando di pesanti, pesanti Fabio, non di pesanti, Fabio, ma te ne viene alle mie parole, allora, non è un problema dell'allenatore. Ma cioè, allora, ma scusatemi, ma io per carità, Bakoko, grande giocatore, però molto probabilmente non sono in condizioni ancora di dare il massimo, cioè che mi entro in condizione a marzo, Bakoko, oppure Trotta mi arriva a febbraio e sta arrivando, cioè, capito, non lo so, poiché qua un mese e mezzo, 4-5 partite. Ma quindi in questo momento non è in discussione l'allenatore? Ma io non sto parlando di più, sto parlando di allora, l'avevo detta proprio sincera, dillo di nuovo. E allora io penso, e lo ripeto da 20 anni, che tu a giugno, allora, Trinchera, qualcuno dice sì, ma Trinchera, questo e là, bravo direttore sportivo, per carità di Dio, però Trinchera deve pure sapere che l'ha trovati lui questi giocatori, ripeto, c'è il buon giocatore di categoria, si vede, pronto e scende in campo. Tremolada sicuramente sì, non è al 100%, ma è un giocatore di categoria, nessuno sa, però dove siamo andati a peccare secondo me è lì davanti, che abbiamo bisogno di un'alternativa anche sulla fascia, abbiamo trovata con Crecco e due giocatori importanti, per carità, nessuno vuole mettere in discussione né Trotti né Bakoko, perché poi magari ci smentiranno da qui a 20-15 giorni, però io ti chiedo, vi dico, ma fra 20 giorni, fra un mese, come siamo messi poi lì sopra in classifica? Hai capito? E quello è il nocciolo. Alberto, io l'ho detto, le squadre vanno fatte a giugno, ma poi benedetto Dio, va, Alberto, fammi dire per scrivere ignuccata 2 o 3 giorni, non voglio dire. Non è possibile, allora mi rivolgo al presidente Guarasci, guardate, noi l'anno scorso abbiamo avuto un mazzo, ma scusate il termine, lo dico in dialetto, un mazzo è così. Ma Fortuna, San Francesco, la Madonna, quello che volete, insomma chi è stato ha avuto fatto un miracolo, vabbè. Cioè, ma dico benedetto Dio, pure voi stessi, no? Addetti ai lavori, perché voi siete addetti ai lavori. Una città come Cosenza, c'è una tifoseria che fa paura, 190, quanti comuni sono Cosenza, la provincia? 150, si sa, si comuni di Cosenza, ogni giorno chi ne 150, chi ne 200, non si capisce quando sono i comuni di Cosenza, come provincia più grande, che fa? Tutti i presidenti a giugno e parte con 10 guaglioni, 12 ragazzi, cioè voglio dire, no? Ma per carità, ma dico, un poco di intelligenza l'avete avuta perché noi siamo salvati, abbiamo avuto una fortuna, un mazzo così a fare un'impresa, e allora lì che voglio dire, tu già a giugno dovevi dare Raucchiuzzi, ma pure Robert, scusami, tu lo dico, dove anche dice sì vabbè, io sono stato fortunato che stava dalla squadra, che mi ha confermato 3 anni. E sono d'accordo con te, perché tu dici io allenavo i guaglioni, ero un secondo, adesso mi ha dato la possibilità di allenare in Serie B mista CIT, per carità di Dio, però c'avevi idea, Robert, scusa, ma io volevo pigliare 4-5 giocatori buoni insieme a quelli che abbiamo, che li andiamo a, cioè, voglio dire, ci sono dei giocatori che non abbiamo visto nemmeno in campo ancora, cioè allora questo è il nocciolo, le squadre vanno fatte a giugno, poi a gennaio, quando ci sono i maiali, come dicevano, vai a trovare qualche giocatore che ti può un'alternativa, che ti può servire per accompagnarti alla fine del campionato.
e poi magari se sei lì su vai a vedere, dici qua, mo mi piglio tre, ma ieri esce chi già si mancoso, esce chi già si pettinare, cioè noi già siamo che trase, ti guardi in panchina, ti spagni, Roberto, hai capito qual era il punto? E quello è il nocciolo, è inutile che ci giriamo intorno. Oh no, Alberto, ci dai dire, Presidente, secondo me è questo. In parte hai ragione, però io dico che comunque la squadra non è male, perché non puoi fare queste prestazioni se non hai dei giocatori importanti. Hai sempre giocato tutte le partite fino al 90°, non hai mai subito una partita. Significa che qualche giocatore, che i giocatori sono bravi, è normale. Gerbo è arrivato e Crecco stanno bene. Certo, davanti, quando magari Trotta magari non fa gol, quando Bakoccu non fa gol, è normale che si mettono sempre in discussione, e se non sono pronti fisicamente, che magari hanno giocato poco, questo è un problema, è vero. Però adesso noi non stiamo dicendo niente a Occhiuzzi, per l'amor di Dio, però voglio dire, su 12 partite in casa, una partita la dobbiamo vincere. Qui non è questione di punte o di difensori o centrocampisti. Una volta si può fare un gol, mettersi dietro e vincere 1-0. A me non è mai capitato 12 partite in casa di non vincere mai una partita. Questo è il problema adesso, e non è neanche questione, perché tu hai fatto 2 gol una volta, hai fatto un gol in casa, ne hai fatto ancora uno, o l'hai subito o hai recuperato, il tuo gol in casa quasi sempre l'hai fatto, tranne qualche 0-0. Dunque delle volte bisogna essere concreti, fare un gol e portare in qualsiasi modo la partita a casa, perché non è questione di giocatori, secondo me, e qua non si vince in casa ed è un grosso problema, è inutile che parliamo. Certo. Io credo non sia mai successo a Cosenza in tutta la storia di non vincere una partita in casa su 12, e questo deve vedere il mister come trovare la soluzione. L'altra volta abbiamo buttato via i primi 20 minuti, siamo partiti male. Questa volta invece siamo partiti bene, abbiamo fatto gol anche con Lecce e poi è cambiata la partita. Cioè dobbiamo cercare di trovare la giusta strada per arrivare a questa vittoria, perché se andiamo alla colpa, una volta all'arbitro, una volta perché siamo andati in svantaggio e siamo stati bravi, una volta perché giochiamo in 10, così abbiamo solo giustificazioni e alibi, ma non arriviamo mai a ottenere quello che noi dovremmo. Questa è la verità. Allora, ci sono dei messaggi che sono simpaticissimi, perché poi non li posso leggere tutti, però allora guarda, c'è questo che è simpaticissimo, guarda, dov'è quello di a Occhiuzzi gli hanno dato 3 anni uno stipendio di un impiegato delle poste, questo scrive che è simpaticissimo. Comunque è simpatico. Fabio, le squadre vanno fatte a luglio, a giugno, ma secondo me forse pure a maggio, vanno fatte prima, devi programmare prima. Questo mi corregge, dice a luglio, su giugno, ma insomma anche a giugno vanno bene. Caro Fabio, senza soldi non puoi comprare pettinare oppure coda. Vabbè, nessuno parlava di pettinare e coda. È ovvio che ci vogliono. Noi, guarda, qualcuno diceva, ce l'hanno con Carretta che dice così, Baez dice che non giocava e quell'altro così. Io penso che Baez era uno dei giocatori che esaltava l'uomo, uno che ti faceva la differenza in questo campionato. Ti manca uno come Baez che ti porta ti fa salire la squadra, è uno che esaltava l'uomo. Baez era uno che andava a trovare la profondità, era un ragazzo importante per questa squadra. Poi naturalmente entrano questioni societarie economiche che può cambiare tutto. Allora, comunque, guarda, c'è un messaggio lungo, io non li posso leggere perché sono troppo lunghi, poi dopo i 70 anni, insomma, capito, perdi pure la vista, ma vabbè, comunque, la stampa cosentina schierata con Guarascio, Occhiuzzi e Tinchera, sta accompagnando la squadra in Serie C, sono 5 mesi che non fate una critica, che sia nei confronti del Presidente che è poco determinato, un allenatore sopravvalutato, un direttore sportivo che su 3 acquisti ne sbaglia 2, fate seriamente un'analisi di trasmissione televisiva che avete sviluppato, fate un serio esame di coscienza, da nessuna parte, insomma, da nessun pianeta, praticamente dobbiamo essere più duri, capito? Le trasmissioni. Guarda, noi diamo la possibilità a tutti di esprimere il pensiero, no? Perché uno chiama, qua siamo in diretta da 28 anni, quindi non censuriamo nessuno, poi qualcuno mi scrive, ma non leggi i messaggi, non posso leggere, sono 1 chilo di messaggi, come faccio a leggere 800 messaggi, non li posso leggere, quindi se volete c'è il telefono, che è più facile, ci mettete la voce e parlate, come ha fatto Massimo, come ha fatto Nicola, Giovanni, Francesco, chiamate e dite quello che volete. Hai visto, Massimino ha detto per me, noi la critica l'abbiamo fatta. Occhiuzzi vuole un cambio, anzi ha detto pure l'allenatore che vuole, questo Massimo vuole a Bortolo Mutti, c'è anche un altro che vuole a Van Gaal, ci chiamasse
così lo chiamiamo, vediamo un poco. Allora, che vuol dire? L'unica medicina è la vittoria, Fabio. Allora, Albert, su questa panchina del Cosenza, anche a Mourinho, la stessa Concambia. Cioè io quando è andato via Pillon ho detto a Guarasci in una trasmissione qui, confermato Occhiuzzi, perché è lui che conosce i giocatori, c'è stato insieme e magari può creare veramente un rapporto importante, ed è così, è stato, e così poi è stato confermato. Ma ripeto, è tutto lì. Albert, è inutile parlare. Prego Franco, che vuoi dire? È chiaro che è difficile sedersi in panchina, è difficilissimo, e sedersi in una panchina come quella del Cosenza è veramente un'impresa ardua, perché è una piazza che si surriscalda facilmente appena non arrivano i risultati, e Franco, si esalta quando arriva. Conte, ecco, non puoi andare in un ristorante da 100 euro con 10 euro. Sono d'accordo, se andiamo a guardare i budget delle squadre di Serie B, andiamo a guardare quello che hanno speso tutte le squadre di Serie B, siamo al penultimo posto. Quindi quando si valuta il lavoro di un allenatore e di un direttore sportivo, hanno lavorato con un budget da penultimo posto. Siamo al quartultimo posto, quindi vuol dire che stanno facendo bene. È chiaro che il presidente non ha... Vai Alberto. È così. Si fanno le valutazioni se facciamo, prima parlavamo di numeri, facciamo una valutazione sulla base dei numeri, poi ci sono il Cittadella è quella squadra che ha speso di meno, però si trova in cima. Probabilmente non sempre funziona così, poi c'è tutto un discorso da fare, che sarebbe una programmazione diversa. Ci sarebbe un discorso di programmazione da fare che non possiamo fare qui, perché staremmo 2 ore e mezza a parlare di questo. È chiaro che io sono venuto tante volte qui e dico, secondo me vanno dati i meriti al presidente Guarascio, perché ci ha portato, prima parlavamo di Serie D, siamo in Serie B, adesso dobbiamo cercare di mantenere la categoria a tutti i costi. Come diceva Alberto prima, giochiamo in casa la prossima partita, dobbiamo vincere a tutti i costi, e dobbiamo vincere anche con una partitaccia bruttissima. Facciamo gol, ci mettiamo tutti dietro e cerchiamo di vincere 1-0, perché le partite si possono vincere anche così, non solo con... Non vogliamo sempre il bel gioco, non vogliamo vedere degli schemi incredibili. È chiaro che, come dicevi tu, sedersi sulla panchina di una squadra come il Cosenza è impegnativo. Io ho avuto un allenatore qui a Cosenza come Zaccheroni, anche Zaccheroni, che è stato un allenatore che ha vinto di tutto e ha vinto dappertutto. Qui a Cosenza si diceva no, non è il modulo adatto per i giocatori che ha a disposizione. Adesso, giusto per fare un esempio, per ricordare un grande allenatore e un grande Cosenza, come credo Alberto potrebbe fare 2000 esempi, però stiamo parlando sempre delle stesse cose. Io vengo qua di puntata in puntata, parliamo sempre delle stesse cose. È chiaro, guardiamo i numeri, siamo la squadra che ha segnato di meno. Speriamo che dalla prossima domenica Trotta, Macocu, Gliozzi ci possano smentire. Già Gliozzi ha fatto un grande gol, non è servito, però speriamo si possa ripetere. Allora ragazzi, Alberto, puoi aspettare un attimo che c'è la pubblicità e ti ridò la linea, così poi allora diamo la linea alla regia, sono le 22 in questo preciso istante, linea Giuseppe per la pubblicità. Ritorniamo subito dopo, a fra poco, prego. Benissimo, ecco qua, ritornati in diretta. Pino, scusami, Pino Citrigni mi dice, ma ti hai tirato un Crotone, ma che mi tiro un Crotone, dice, mi posso tirare un Crotone, poi Juventus Crotone pretende che il Crotone gli vince rotondo. Ma quale rotondo? Poi ti avrebbero fatto un piacere a te che sei interista. Ma Juventus solo con il Crotone, ci può vincere con il Crotone, vince che con il Chievo, capito? Lascia perdere. Va bene, Alberto, che mi fa ragionare? Pensavo, che sa Juventus perde con il Crotone, pareggia. Solo io le perso una partita lì, un Lecce che da vincere a Milano una volta, Lecce ha vinto lì con l'Inter, Lecce, penso nel 1905, va bene, speriamo che non ci vanno chiusi. Vabbè, Alberto, che vogliamo dire agli amici cosentini e ai tifosi che ti seguono con grande affetto? Voglio dire che Franco ha detto le cose giustissime, abbiamo speso la squadra che ha speso di meno, però tante volte si può spendere anche bene. Secondo me non abbiamo speso male quello che avevamo nel portafoglio, però dobbiamo essere bravi questa volta, cercare di finire la partita in 11, di fare un bollettino come viene
e poi essere concreti e portare a casa il risultato sull'1-0 con barricate, con meno gioco, un gioco più brutto, perché non sempre bisogna giocare bene, voglio dire, quando bisogna portare a casa una vittoria si usano tutte le armi possibili. Qual è la barricata? Io faccio la barricata. Non sempre bisogna dire abbiamo giocato bene, però abbiamo giocato bene, abbiamo perso, non serve a nulla alla lunga. È vero che il bel gioco ti porta sempre dei risultati migliori. Certo. Questa volta dobbiamo fare la partita, vincere un gollettino trovato come lo puoi trovare, non lo so come, e portarlo a casa all'1-0. Questo l'abbiamo fatto più volte, Franco, no? Non è che sarebbe la prima volta. Certo. Se vogliamo sempre fare i bellini, la partita bella, abbiamo giocato meglio di loro, usciamo da dietro, usciamo davanti, usciamo di qua, usciamo di là, e poi perdi le partite, non serve a nulla, voglio dire. Infatti. Belli, ma poi alla fine retrocedi. Sì, è così. Alberti, grazie. Comunque, se vuoi salutare i tifosi del Cosenza che ti vogliono bene, lo puoi fare, prego. Un abbraccio veramente a tutti i tifosi, un abbraccio a Pino, a Franco. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Sei sempre disponibile e Però ci sentiamo la prossima volta. tu E domenica portiamo sicuramente a casa una vittoria, altrimenti... sabato, la domenica siamo a Romare, Alberto. Sabato, la domenica in silo al mare che siamo ancora gialli, come si muove? Arancioni, siamo arancioni, possiamo andare. Comunque, per che fortuna, hai l'alta velocità. Anche noi siamo arancioni qui, non possiamo muoverci dal comune. Vabbè, ma voi avete l'alta velocità, si ferma a Salerno, non arriva, pigliare un mare, per dirti, no? Ieri siamo andati al mare, tutto al mare, da Paola a Cosenza 3 ore e 20, sì, 3 ore e 20, quindi pensano come arrivare da Milano arrivi a Bologna in 2 ore. C'è noi Paola a Cosenza 3 ore, quindi è meglio che stiamo a casa. Ciao Alberti, un abbraccio, ciao. Ciao, buona serata, un abbraccio a tutti, alla prossima, ciao. Grazie ad Alberto Urban. Allora, Pino Citigno, prego, ci sono un sacco di messaggi, ce n'è uno che ha scritto, ma non so se è Damiano Paletta, perché si è firmato Damiano, e lui Damiani, che diceva Damiani che l'orefice, c'è Oscar Damiano, ma che non mi segue, l'unico che deve essere lui. Fabio, sono Damiano, se sei tu, dacci conferma. Criticare Trinchera è una bestemmia, bisogna dargli merito per i motivi che tutti conoscono e poi addirittura far fuori Roberto, ma di cosa stiamo parlando? Un abbraccio a Pino, quindi siccome potrebbe essere Damiano, Damiano Paletti, perché potrebbe essere lui, Damiano da San Lucido, va bene, ex presidente del Cosenza Calcio. Mi dicono che siamo gialli, non arancione, la Calabria è gialla, giallo-rossa, la Calabria è giallo-rossa, vabbè. No. Franco, la Calabria è rosso-blu. Giallo-rossa, ma l'importante è che la Calabria riuscirà a decollare oggi o domani, lasciamo sta maglia nera in tutto, va? Anche con il calcio, però purtroppo, come dicevo, il Crotone è messo male, sta perdendo contro la Juventus, però. Vabbè dai, ma calcisticamente non siamo messi male, una squadra in Serie A, due in Serie B. L'anno prossimo tutti in Serie B. No, vabbè. Ci vuole sempre un po' di fiducia e di speranza. Miracoli. Va bene, allora prego Franco, sei d'accordo su queste critiche proprio pesanti su Roberto Chiuzzi? Proprio tutti, è una cosa continua, ce l'hanno con lui. Ma io non sono d'accordo, perché devo dire che col materiale che ha a disposizione lui sta facendo un campionato dignitoso. Come diceva prima Alberto Urban, stiamo andando dovunque, ci stiamo giocando le partite, riusciamo ad essere sempre propositivi. È chiaro che tutti quanti vorremmo una situazione di classifica completamente diversa, però con quello che ha la classifica dovremo soffrire fino alla fine, sarà un campionato duro, speriamo di riuscire a salvarci. Secondo te Roberto su che cosa può migliorare e deve lavorare dal tuo punto di vista? Ma io credo che sia difficile entrare nel lavoro di un allenatore, perché quando l'allenatore ha i giocatori a disposizione giorno per giorno, sa perfettamente quello su cui deve lavorare, su cosa deve puntare, capisce la psicologia dei giocatori, vede la condizione fisica del giocatore, come si evolve durante la settimana, quindi dare dei suggerimenti a un allenatore non avendo la situazione, il quadro completo dello spogliatoio del Cosenza, vedendo solo le partite della domenica non si può dare un giudizio, però purtroppo dovremo soffrire fino alla fine, sarà un campionato durissimo, anche perché è un campionato con tantissime squadre molto forti, anche nella bassa classifica.
Certo. E speriamo di riuscire a portare a casa questa salvezza pure quest'anno, perché il campionato di Serie B è troppo importante. E la nostra città merita di stare in B e dobbiamo mantenere con le unghie e con i denti questo campionato, perché pure a livello economico, pure a livello nazionale, certo, quando sei in B ha un altro risalto rispetto a essere un campionato di Lega Pro. Io ho abitato tanti anni fuori da Cosenza, ogni volta che dicevo sono di Cosenza, la squadra del Cosenza, sei in Serie B, certo, sei anche riconosciuto in altri posti perché hai una squadra che gioca in Serie B. Pensa in questa squadra in Serie A, Franco? Speriamo di avere una squadra presto, a breve in Serie A. Probabilmente quest'anno sarà molto difficile giocare per questo, però nei prossimi anni, sperando di salvarsi comodamente quest'anno, poi noi speriamo sempre di vedere il Cosenza in Serie A. Adesso ci colleghiamo con la Villa Mannarino, ecco, vedete direttamente da Seattle. Tu sei stato pure a Seattle, no? Se non mi Sono sbaglio. stato a Seattle, Adesso sì. a Miami in questo momento, che è corrispondente della Gazzetta del Sud da Miami. Ciao Francesco, come stai? Ciao Fabio, ciao. Allora, ahimè non sono a Miami, vorrei essere tanto lì ma non sono a Miami, sono a Cosenza purtroppo per me e per voi forse. Vabbè, pensavo che eri fuori, non lo so, siccome tanti giorni che non ti sentiamo, ho detto forse è fuori. Allora, sono sempre col giornale, però ho visto la partita, ho visto i nostri lupi e mi trovo concorde con quello che hanno detto un po' i telespettatori. Devo essere sincero, io non ce l'ho con Occhiuzzi, io non me la prenderei con il mister, anzi ancora una volta, guarda, vi confido una cosa, qualche giorno fa sono stato con Ciccio Marino, che non è il Ciccio Marino nostro di Cosenza, quel giocatore e il capitano del Blu, Ciccio Marino, l'ex giocatore della Regina, dell'Udinese, non so se lo ricordate. Sì, come no. Pino, Franco, penso che lo ricordano anche loro. Adesso fa il direttore sportivo. Parlavamo della partita di Cosenza e Regina. Lui diceva, guarda, rispetto al nostro allenatore della Regina, Occhiuzzi, ho capito subito, diceva Ciccio Marino, che è bravo perché ha saputo togliere Schiavi, che era stato ammonito, e ha disegnato la squadra. Io al mister Occhiuzzi ho riconosciuto e riconosco queste qualità, anche dal punto di vista psicologico, come riesce secondo me a motivare i giocatori. Poi subentrano ovviamente le qualità tecniche. Le qualità tecniche di Cosenza non sono secondo me quelle della Regina e quelle di altre squadre in Serie B. Io penso che faremo molta fatica a salvarci. Mi professo ottimista come lo sono sempre stato, però io penso che tu, quello che hai detto all'inizio, Fabio, è esattamente il quadro complessivo della situazione attuale. Le squadre vanno fatte a giugno, a luglio, quello che è. Il presidente doveva investire assolutamente i soldi e i quattrini che ha guadagnato, che ha incassato con la gestione dei giocatori. E anzi, qui secondo me sta il nocciolo della questione e secondo me il dibattito che dovrebbe svilupparsi non solo tra noi giornalisti ma anche tra i tifosi. La scelta del patron rossoblu, la scelta del direttore sportivo, ma anche di Occhiuzzi, anche se secondo me Occhiuzzi ha poca voce in capitolo rispetto alle scelte societarie e secondo me anche dei giocatori, doveva fare un discorso diverso rispetto a quello che ha fatto finora. O meglio, mi spiego meglio. Poteva puntare, Fabio, secondo te, o secondo i tuoi ospiti, secondo chi ci segue, su qualche giocatore di categoria che poteva già subito entrare nel clima partita, oppure è stato un azzardo rischiare con giocatori che potrebbero essere delle sorprese come potrebbero non esserlo? Noi ci auguriamo che lo siano, non c'è dubbio, ma questo potrebbe essere una chiave di volta che secondo me noi tifosi, noi giornalisti, noi addetti ai lavori dovremmo porci. Io avrei puntato qualche spicciolo in più, qualche denaro in più su qualche giocatore di esperienza. Tu hai citato Gerbo all'inizio trasmissione e Gerbo è un giocatore di esperienza, lo abbiamo visto subito sul campo. Tremolada poteva essere cerco di fare un po' il provocatore. Tremolada può essere una riserva, attenzione, non per le qualità tecniche di Tremolada, che assolutamente sono indiscutibili, ma sta giocando 30 minuti, 35 minuti. Se avessimo comprato un attaccante forte, Tremolada poteva essere il sostituto di quei 30-35 minuti e cambiare le partite in corso, così quello che hanno le altre squadre che cercano di salvarsi. Non so se Pino, se Franco sono d'accordo con me, ma questo penso sia l'analisi. Analisi perfetta, anche sì. Adesso fatemi salutare il presidente
c'è il presidente Gaetano Morrone. Ciao Presidente, un abbraccio, che è il fratello di Stefano Morrone, grande nostro giocatore, un abbraccio anche a Stefano se segue poi la trasmissione, perché poi pare che Malù poi la vedono, capisci? Si sintonizza su Ten Online, vanno in tutto il mondo e ci chiamano. Saluto anche Gianluca Savoldi che ci segue dal Friuli, quindi voglio dire, ci sono tanti giocatori che poi ex Cosenza che ci seguono con grande affetto. Allora prego, che vuoi dire? Francesca ha fatto una disamina perfetta, dove mi trova un po' critico, ma anche nei suoi confronti, ma nei confronti dei suoi colleghi, che lui dice, sai, ma dice, noi dovevamo come giornalisti, Francesco sa, nei miei passati ho sempre difeso la categoria dei giornalisti, anche ai tempi della mia vicepresidenza del Cosenza, perché era giusto aprire sempre le porte ai giornalisti e avere un confronto diretto con i giornalisti. Tu lo sai bene, perché avevi avuto un ostracismo da parte del nostro direttore sportivo di allora, e io invece venivo regolarmente alle tue trasmissioni. Perché l'attaccavamo, dicevamo le cose. No, vabbè, voi attaccavate dicendo che dovevamo fare di più, dopo 8 vittorie consecutive, non riuscivo a capire come bisognava fare di più. Però vabbè, ma fammi rispondere a Francesco. Ma non è che ti devono attaccare perché uno ti dice una cosa, se Francesco dice una cosa, dico, ma mica no, un giocatore per attaccare, dice le cose come stanno. Però dopo questo preambolo voglio dire, ma Francesco, scusatemi, ma dopo 7 anni vi siete accorti o vi state accorgendo che il Presidente non fa mai una programmazione a inizio campionato? Cioè ve ne siete accorti quest'anno che siamo quart'ultimi e rischiamo di perdere la categoria? Io mi pare che ogni anno ci rivediamo a luglio, ad agosto, a settembre qua e dico, guardate che il Presidente quest'anno partirà comunque con 8 calciatori, che l'allenatore non conta nulla, che il direttore sportivo conta poco perché lui impone quel budget e non si muove, che a gennaio, anche se all'epoca, fino all'anno scorso aveva gli incassi, lui non va a prendere giocatori, non fa o non dà la possibilità di prendere giocatori. Scusa, non sono d'accordo con te. Scusa, guarda che calci, perché uno gli toglie i soldi, mica vengono gratis a giocare questi giocatori. Se tu vai a trovare giocatori che non sono in condizioni, allora io non lo so se adesso tu dici Bacoco oppure Trotta costano 10 euro e magari lui certo che potevi pigliare a pettinare i 100 una volta, perché il discorso che faccio io è che oggi, dopo 7 stagioni, 8 stagioni, il modus operandi di Guaraci è stato sempre quello, quindi la colpa, perdonatemi ma ve la devo per forza dare contro, è vostra, perché purtroppo ogni anno dite ma quest'anno l'ha programmato, ma sono 8 anni che non programma, quindi purtroppo dobbiamo accettare, e come non abbiamo, e io lo dico purtroppo, lo devo ammettere, non abbiamo un ricambio in questo momento per la presidenza del Cosenza Calcio, perché vi posso assicurare che non c'è nessuno che in questo momento possa subentrare o possa fare una proposta seria a Guaraci. Quindi il discorso di dobbiamo dire al presidente toglietelo dalla testa, purtroppo il suo modus operandi è questo e voi dovrete convivere con questo modus operandi. Vabbè, abbiamo capito. Prego Francesco, che facciamo veloce, che devo sentire l'ultima battuta con il nostro Antonio Battaglia sulla Vibonese e sul Catanzaro. Prego. No, velocissimo Fabio, saluto ovviamente gli ospiti, però Pino permettimi, non è che lo scopriamo adesso che Guarascio deve farlo, sono anni e anni che non lo diciamo, anzi veniamo tacciati dai tifosi che siamo giornalisti di parte, quando non è così, perché stiamo dicendo esattamente quello che hai appena detto tu. Quindi assolutamente non è così, non è che ce ne accorgiamo oggi, però se non lo ribadiamo puntata dopo puntata passa sempre il discorso che non è così. Buona serata amici. Un abbraccio, ciao Francesco Mannarino da Cosenza, non è a Miami né a Seattle, bello che Seattle, ma tu pure Franco, scusa, da Seattle, da Miami, te sei ritornato in Calabria, comunque vabbè. Ciao Francesco sto bene a Cosenza, sto molto bene a Cosenza. Chi abbiamo in linea, pronto? Da qui a poco Antonio Battaglia direttamente insieme a noi da Isca sullo Ionio, pronto? Pronto, ciao Fabio, sono Antonello, chiamo da Cosenza. Prego Antonello, veloce rapido, vai, cosa vuoi dire? Veloce rapido volevo dire questo, che noi che state facendo tutti questi discorsi sul Guarascio, sul Trinchera, sul Chiuzzi, per una partita persa con un calcio di rigore inesistente. Su quello bisognava appuntare. L'abbiamo detto prima, in prima parte. Appunto, ma non bisogna dire che questa squadra
a giocatori che non servono, che l'allenatore è così. Antonello, sono Abbiamo le critiche che stanno muovendo. Un calcio di gol inesistente, con una partita che riposava su un pareggio, questo era il discorso. Poi è arrivato questo arbitro che ha scombussato tutto con un rigore che non c'era. Purtroppo, Antonello, il problema qual è? Che solo i risultati ti danno il campo ti dà ragione, ti dà torto. Quindi, come diceva anche Alberto, purtroppo è così: se non vinci poi paga l'allenatore, non paga mai il direttore sportivo. Io dico che quando una società sbaglia deve pagare non solo l'allenatore ma anche il direttore sportivo, quindi capite, perché ogni volta poi sono sempre l'allenatore, il direttore sportivo perché non viene esonerato, voglio dire, e poi mica lo scelti i calciatori, certo che sono stati individuati insieme, no? Si siedono al tavolo, dice guarda, spendiamo 10 euro, va bene 10 euro, però ci sono anche calciatori di 10 euro, poi non è che è detto che compri il campione e vinci i campionati, no? L'abbiamo detto del Cittadella, no? A giocatori anonimi, giocatori che ci ha creduto, man mano sono cresciuti. Deve dire ad Antonello che le critiche le stanno facendo i tifosi. Noi abbiamo difeso a spada tratta a Roberto Chiuzzi, abbiamo solo parlato di una mancata programmazione a inizio campionato, però questo è una cosa che, come detto prima, è normale. Il Cosenza, ti ripeto, la squadra sta girando bene, il problema è che poi non arrivano le vittorie, è ovvio che se non vinci e poi i tifosi criticano. Sì, ma io voglio dire questo, adesso la squadra è stata rifatta praticamente, perché sono stati fatti 3 o 4 acquisti. Sì, sono stati fatti, però molto probabilmente i tifosi dicono che questi giocatori sono bravi, sono giocatori che non è che si discute, per carità, Bacocco è un giocatore di categoria superiore, nemmeno di Serie B, è un giocatore di Serie A, come del resto anche Marcello Trotta, per carità, perché poi Trotta sicuramente già ha segnato, è un uomo d'aria, ma poi a Trotta dovete mettere in condizione anche che gli arrivano le palle lì in mezzo, perché noi parliamo sempre, dice ma questo non segna, ma se non ti arriva un tiro in porta, se non ti arrivano un cross, chi devi fare? Mica Trotta su può inventare un gol, dice mo faccio un gol oggi, mi metto là e allora hai capito, devi creare, devi immaginare il gioco, devi attaccare alla profondità, devi avere uomini che saltano, giocatori che saltano l'uomo e ti mettono in condizione di darti. Ha fatto una cosa spettacolare Gerbo, no? Da lì è nato il gol che abbiamo fatto qui, no? È andato il gol di Trotta. Il gol di Trotta. Quello di Trotta. Ma capito, sono giocatori, allora nessuno sta discutendo, però ripeto, forse sono un po' in ritardo, speriamo che si riprendano al più presto. Eccolo qua, Antonio Battaglia da Isca sullo Ionio, pareggio per la Vibonese a Viterbo e del Catanzaro che è andato a vincere a Palermo. Che spettacolo, no Antonio? Chi se l'aspettava? Poi a proposito, ciao Fabio, buonasera. Fatemi salutare il mio caro amico che lunedì prossimo sarà insieme a noi, che è il nuovo allenatore della Vibonese, Giorgio Roselli. Ciao Giorgio, ci seguirà da Vibo, la settimana prossima sarà insieme a noi. In bocca al lupo anche a te, prego. Ciao Fabio, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Sì, la vittoria del Catanzaro è una vittoria importantissima, ha sfatato un tabù, il Catanzaro non aveva mai vinto al Barbera, l'ha fatto in una maniera importante, con una prestazione quasi ineccepibile. Nel primo tempo ha sfoderato un lungo possesso palla chiudendo il Palermo nella propria metà campo, poi nella seconda parte della partita ha agito prettamente di rimessa e ha capitalizzato le occasioni da gol. Adesso il Catanzaro chiaramente consolida il 4° posto in classifica e si avvicina alle prossime 2 sfide contro Ternana e Avellino, che sono le prime 2 della classe, con un rinnovato entusiasmo. Quindi Prego, no, sai perché purtroppo io ti chiedo scusa, ma qui mi arrivano tipo la Procura della Repubblica, visto che abbiamo il procuratore Giuseppe che è lì, fra 30 secondi ti sfumo. Sai che significa ti sfumo? Dopo che mi mette su un fornello, mi sfuma, ma non sfumato di significa che pom, hanno un bel minuto, se ne va proprio la linea e non vedete più niente. Siccome vi voglio salutare a tutti, Anto, ti abbraccio un grande. La prossima settimana ti chiamo prima, Anto, va buono? Così ti faccio fare. È il bello della diretta. Purtroppo è così, siamo andati oltre e quindi io ti ringrazio comunque del tuo grande contributo che dai dal lupo al lupo. Un abbraccio agli amici di Isca sullo Ionio, un abbraccio a tutta la Serie C e alla prossima settimana, Antonio.
Grazie. Un abbraccio a te, Fabio, e ai tuoi ospiti. Grazie. Ciao, Antonio. Alla prossima. Grazie Antonio. Saluto Pino Giudippino, purtroppo capite, quando ti sfumano è un casino. Beh, come ha detto Antonio, è il bello della diretta, dai. Grazie a Pino Citrigno che è stato insieme a noi, però mi mancava questo fatto dello sfumo, sai, è una bella cosa. Vabbè, grazie a Franco grazie Franco. Grazie Fabio, buonasera a tutti. Ci siamo divertiti. Poi ho visto un'ora e mezza vola, no? Secondo me avete da 4-5 ore per fare questa trasmissione. Ci voleva essere di parte del pomeriggio per essere 2 minuti all'ammiraglia. Un abbraccio, la linea a te Giuseppe, senza sfumatura. Un abbraccio, ci rivediamo lunedì prossimo e forza lupi, speriamo bene per sabato. Ciao!